La nostra azienda ha sempre prodotto vini sfusi, cioè l'azienda fondata dal nonno e suo fratello. E vini sfusi del territorio, loro erano molto forti con i rossi, il Cabernet Franc, il Malbec, il Refosco, tipici insomma qui della zona, e terreni argillosi, quindi molto adatti per i vini rossi. E tuttora noi stiamo portando avanti comunque i vini sfusi, e quello che vogliamo fare è cercare di introdurre un po' quelle che sono le bottiglie o comunque i formati più compatibili per la gioventù, insomma, che non ha più la tradizione di acquistare la damigiana e imbottigliarsi il vino a casa. Tra tutte le varietà tipiche della provincia di Treviso, appunto, che facevano come vino sfuso, in mezzo a tutti i vigneti a Bellussera, vigneti di un'età minima di 40 anni, come questo, appunto c'è quest'uva con cui facevano un vino bianco, e quest'uva è considerata, veniva chiamata Champagna, però è un nome che non si può più utilizzare, e proprio per questo sì, ho voluto cercare con la mia versione di riscoprire questa vecchia varietà. Ora bisogna chiamarla Marzemina bianca, ed è proprio una varietà autoctona del Veneto. Ci sono altri produttori che la fanno, e questa, diciamo, è la mia versione, una mia idea. Allora, non è stato semplice prendere in mano un'azienda così, insomma, già ben fondata a 19 anni, nel senso che comunque ho cercato di finire gli studi il prima possibile, sperando che appunto il nonno tenesse duro all'età di 81 anni, tra una serie di infortuni sul lavoro che purtroppo sono capitati a causa dell'età, e lui è stato forte, ha tenuto duro, e adesso è riuscito a passarmi il testimone sia in ambito agricolo, quindi con le pratiche agronomiche che facevano loro, e in cantina lì si cerca invece di modernizzarsi, perché comunque la loro scuola era una scuola un po' più vecchia, ma senza mai dimenticare le loro tipicità. Noi facciamo tutto in famiglia, non è facile, perché da lavorare ce n'è molto, specialmente lavorare a mano, e cerchiamo di darci una mano tra mamma, papà, sorella, lo zio, appunto il nonno, che specie con il suo controllo fa andare avanti tutti coordinati.